A generare vibrazioni non era il cedimento strutturale del pilone centrale del ponte, ma il sollevamento della mattonella di un giunto che oggi è stata riparata. Il ponte sul tagliamento gode di buona salute, ma come ha insegnato purtroppo la tragedia del Ponte Morandi a Genova è meglio non scherzare col fuoco. E quindi bene hanno fatto i cittadini che martedì hanno dato l'allarme che ha fatto alzare il livello d'attenzione per la sicurezza del manufatto fra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il personale di ANAS ha eseguito il sopralluogo che ha scongiurato qualsiasi pericolo di cedimento parziale del pilone centrale del ponte, come in un primo momento i cittadini avevano temuto. Oggi sempre ANAS ha eseguito l'intervento per la sistemazione della mattonella del giunto di dilatazione. Il traffico non è stato bloccato e sul ponte il transito è stato regolato a senso unico alternato con qualche disagio alla circolazione. Sul posto hanno lavorato i vigili di San Michele al tagliamento di Latisana con i pompieri di Udine e Venezia e le squadre di Latisana e Portogruaro. Le ispezioni continuano nell'ambito di un progetto di monitoraggio dei ponti che coinvolgerà tutte le strutture di competenza ANAS in Veneto. Tra le novità l'installazione in modo diffuso su tutta la rete di sensori per controllare il comportamento dell'opera tramite sensori gestiti da un algoritmo a intelligenza artificiale che segnala le anomalie che necessitano di approfondimenti conoscitivi. Sono già in funzione le prime applicazioni condotte in via sperimentale anche con la collaborazione di università e aziende del settore, mentre sono già in corso le procedure di appalto con cui si potranno realizzare le prime installazioni diffuse.